So che hai fatto, prima una lunga tournée, con Tullio De Piscopo e poi Sì. hai lavorato anche, con Tony Esposito. Guarda, le esperienze sono sempre belle e ho sicuramente Mh, più bei ricordi che brutti ricordi. sì. Con Tullio, per esempio, io ci ho registrato il disco Passaggio da Oriente Bello. e lo registrammo tutto quanto a Modena, per cui già per me, tieni conto, io comunque c'avevo 18-19 anni, ero poi veramente un ragazzino. È stato un battesimo proprio per te. Esatto, sì, con Tullio è stato veramente il battesimo. Mi ha proiettato direttamente in un'esperienza professionale, come dici tu. Io ci ho fatto il disco, io per 10 anni sono stato nella band con lui, ho visto passare davanti a me musicisti dopo musicisti e in questa esperienza ho conosciuto tutti quanti, perché grazie a Tullio, ovviamente Tullio era amato da tutti quanti, ho conosciuto James, ho Mh. conosciuto Enzo Abitabile, ho conosciuto Gio Amoruso, Rino Zurzolo, ehm, tutti, soprattutto Tullio mi ha insegnato ad ascoltare gli altri quando si sta sul palco, non perdere mai di vista il fatto che comunque non sei solo, quindi che te ne vai per conto tuo e ti isoli. Ma prima di cominciare i concerti, lui si divertiva a fare sta cosa, insomma, ci riuniva tutti quanti e pigliava il suo cornicello, Ah. quello rosso tipico, ce lo passava addosso a tutti quanti, C'era capito? un rituale Intonava una spalamante. preghiera e noi dovevamo, capito, stare a questa preghiera e lo faceva anche sul palco. Ma una delle cose più divertenti di Tullio, almeno, quando lo vedevo arrivare dietro al palco, proprio subito, i minuti prima del concerto, con un asciugamano attorno al collo, Eh, quello era il momento in cui io sapevo che avrei dovuto cantare tutto il concerto, perché perché lui non stava bene con la gola. se ne Era scendeva la un voce. segnale.